è sicuramente stato un colpo per me a livello anche personale, essendo un mio assistito di oltre 10 anni. Era una persona che conoscevo molto bene, una persona che peraltro stava terminando di scontare la sua pena ed era in procinto di avviare con me una domanda di affidamento in prova. Avrebbe concluso gli ultimi anni della pena fuori dal carcere Matteo Ghirardello. Letizia De Ponti lo aveva sentito sereno sul futuro, preoccupato per la sua situazione a Due Palazzi e per l'aggressione che aveva subito di recente. Non si dà pace, come la mamma di Matteo Ghirardello. 34 anni, originario di Romano de Zelino, l'uomo si sarebbe tolto la vita giovedì scorso nella sua cella. Sulla sua morte la procura di Padova ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Sabato sarà eseguita l'autopsia. Chiederemo alla procura di indagare sulle ultime ore e sugli ultimi giorni di vita di Matteo Ghirardello. Perché? Perché il ragazzo nei giorni scorsi era stato picchiato da un gruppo di altri detenuti e picchiato in modo molto pesante, tanto che aveva un ginocchio malmesso. Aveva anche scritto alla mamma una lettera datata 16 gennaio, ma arrivata solo 9 giorni dopo. La mamma, avendo un ragazzo che esce dal carcere, dando le disposizioni delle sue ultime volontà, è chiaro che si era preoccupata e mi aveva chiamato la sera prima, a dire il vero senza dirmi precisamente per la lettera, dicendo che suo figlio aveva paura. C'è da capire che cosa è capitato in quelle 3 ore per arrivare lì, se è arrivato da solo, se è stato istigato a farlo o se è successo altro. Chiaramente noi non possiamo che confidare chiaramente che la giustizia faccia il suo corso e facciano tutte le indagini del caso. Ecco, per noi l'importante è dare dignità a questa morte e dare delle risposte. Davanti al carcere è tornata la protesta con un presidio dei centri sociali insieme a Cobas e Rifondazione Comunista contro l'inferno carcerario. Basta morti di Stato, lo striscione appeso di fronte a Due Palazzi. La mobilitazione continua anche da parte della politica, con Elena Ostanel, consigliera regionale di AVS, che ha presentato un'interrogazione. Dopo i fatti gravissimi accaduti a Padova abbiamo depositato oggi una richiesta di audizione in Commissione Quarta di tutti i soggetti competenti rispetto alle politiche carcerarie in Veneto, perché non basta più ascoltare ogni anno la relazione del Garante che ci dice che la situazione carceraria in Veneto è fuori controllo, con tassi di sovraffollamento altissimi. Ora è tempo di agire.